A Voltri va in scena la 19ª giornata del girone A di promozione tra i padroni di casa della Voltrese di Mister Sciutto e Legino di Mister Tobia. Da un lato i giallo-blu secondi in classifica reduci dal pari a reti inviolate contro il Via dell'Acciaio, dall'altro i ponentini reduci invece dalla vittoria per 3-1 contro la Praese, in cerca di punti per agganciare le posizioni play-off. La partita comincia con una grande occasione per gli ospiti con questa conclusione di Tobia dal cuore dell'area, con Secondelli abile nella respinta. Al 15° si fa viva invece la Voltrese con la botta da fuori di Moretti, ma il centrocampista non riesce a bucare la porta. Al 20° ancora Legino con questa conclusione di Guarco, però troppo centrale tra le braccia di Secondelli. 10 minuti più tardi le prime proteste per i padroni di casa per questo presunto atterramento in area sul quale il fischietto lascia proseguire. Rivediamo le immagini. Al 32° Secondelli si rende protagonista tra i pali, respingendo prima un traversone dalla destra e poi una conclusione dal cuore dell'area da parte di Del Nero. Ultima occasione di marca Voltrese con la galoppata di Cecon conclusa con un tiro a giro su cui Iliante si fa trovare pronto. Nel secondo tempo la Voltrese sblocca il risultato dopo 10 minuti. Ovusu controlla e conclude con il mancino. La conclusione disinfesta l'incrocio dei pali dalle ragnatele e permette così ai suoi di portarsi in vantaggio. Proteste da parte del Legino per la sua posizione al momento del lancio, ma il fischietto non ha dubbi. Rivediamo le immagini. Non accade più nulla fino al 71° quando il Legino richiede un calcio di rigore per questo presunto contatto in area. Rivediamo le immagini. Al 73° Legno colpito da Ventura con un chirurgico colpo di testa a portiere battuto. Ancora proteste del Legino per questa azione dubbia in area avversaria, ma il fischietto lascia ancora proseguire. Rivediamo le immagini. L'ultima emozione passa dai piedi di Anselmo con l'urlo su punizione che viene però strozzato dal palo, con i padroni di casa che così si salvano. La partita finisce sul risultato di 1-0, gioco partita incontro alla Voltrese.